Si è corso un grave rischio nel primo pomeriggio a Mogliano. Un mezzo impiegato nel taglio di una quindicina di platani malati lungo il terraglio si è ribaltato su un fianco, sbilanciato dal peso del grosso tronco che stava cercando di sollevare. Forse è un successo, un malposizionamento dei piedi di sostegno, è caduto, si è ribaltato. Fortunatamente non ci sono dei feriti, se non una persona in maniera molto molto lieve, perché se cadeva vicino a coloro che erano gli operatori che davano una mano all'esecuzione di questi tagli, oppure anche all'autista stesso del camion che si è ribaltato, poteva succedere una tragedia. Sulla traiettoria del mezzo non si trovava dunque nessuno e lo stesso manovratore se l'è cavata con qualche escoriazione, tanto da rifiutare anche il trasporto al pronto soccorso. È probabile che uno degli appoggi che sosteneva il peso del braccio meccanico fosse troppo vicino al ciglio stradale. Il terreno, zuppo per la pioggia, ha ceduto sbilanciando il mezzo e facendolo cadere sul lato del fossato. Per rimuovere albero e macchinario è stato necessario chiudere il terraglio tra le 14 e le 16 nel tratto tra Pontedese e via Ronzinella. Dopo aver avvisato tutte gli autobus, le forze dell'ordine e anche di emergenza. Sul posto, insieme al vice sindaco Muraro, polizia locale e protezione civile. Malgrado questo, sono state pesanti le conseguenze sul traffico, deviato sulla viabilità secondaria. Dalle 16 sul terraglio è ripresa la circolazione a senso unico alternato, un'ora più tardi la riapertura completa delle due carreggiate.